Radio Padania Libera, nuovamente in diretta, 02 66 20 35 29. Siamo entrati nello spazio del Centro Culturale Roberto Ronchi. Oggi è l'ultima puntata, visto che a luglio e agosto, le domeniche, saremo in replica con programmi registrati. Dopo di Francesco Nosari e Tina Ghilari non ci sarà più il poeta Alarico Zeri, perché è andato in ferie da questa domenica, e ritroveremo Alarico, Tina e Francesco a settembre. Ma intanto li presento subito. Buona domenica. Grazie, buona domenica a tutti in questa calda giornata in cui tutti cerchiamo un briciolo di aria, di frescura, o all'interno delle mura o comunque o i monti, al mare, diciamo così. Anche se succedono delle cose abbastanza gravi, no? Ultimamente, Francesco, c'è il caso appunto... Sai, i mesi estivi sono sempre stati forieri di grandi sorprese. Il mese d'agosto è il mese preferito per le operazioni di borsa, quelle che mettono in ginocchio gli stati. Il mese di giugno-luglio sono quelli che negli anni scorsi hanno favorito l'arrivo incontrollato di gente con ogni mezzo possibile dall'Africa, ovviamente, essendo stato saggiamente interrotto, comunque ostacolato, questo traffico, che è schiavismo, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre ritenuto, sono arrivati interessati a questo traffico, non certo immune da sospetti, quantomeno di interessi di circolazione di denaro, ed ecco che abbiamo avuto il caso della nave Sea, io non conosco l'inglese, Sea Watch, guardiano del mare, guardia marina, sorveglianza marina, il nome vuol dire quello, più o meno, guidata, capitanata da questa donna, Carola Rackete. Qualcuno poi l'ha storpiato in racket, qualcun altro in racchette, forse per la non grande appetibilità femminile della capitana stessa. Ora, ma sono battutacce che servono a poco. In realtà ci troviamo davanti a una situazione che, a mio avviso, perfettamente fronteggiata da Matteo, bravissimo, ancora una volta, è un amico, noi siamo di parte, tutto quello che vuoi, però è bravo, oltre che vale, dunque detto in linguaggio lombardo. Ora, sia Francia e Germania che bacchettano, e dall'altra parte l'Olanda che precisa che quello che dice Matteo poi, cioè che la nave poteva raggiungere porti sicuri in Tunisia, che eventualmente non c'era per loro nessun ostacolo a farli approdare in Olanda. Suona tanto come una presa in giro, anche perché non si sono fatti sentire prima, però è significativo come sotto questo profilo
venga a mancare una delle sponde che invece hanno voluto sollevare Germania e soprattutto Francia. Venire a dire che salvare la gente in mare non è un reato, o è una boutade o è un cercare di girare le carte in tavola, perché siamo tutti consapevoli che salvare la gente in mare non solo non è un reato, ma è un dovere. Fosse pure Matteo Messina Denaro che cerca di scappare dalla Sicilia e si trova in difficoltà, o quel Mancuso che è stranamente evaso dalle carceri, non so se dell'Uruguay o del Paraguay, e sta cercando di tornare nella natia Calabria, nel momento in cui è in difficoltà va salvato, ma non c'è il minimo dubbio. Ma nessuno di noi discute questo fatto. Venire a raccontare una cosa del genere è dire se mi permette il ministro ministro tedesco, così come quello francese, è una boutade, è una fesseria, tutto sommato, lo sappiamo benissimo. Non è quello il problema. Il problema è, da un lato, quale sia la funzione, quale sia il ruolo di queste ONG, di questa nave, tipo. Ecco, nell'ambito del traffico, dell'indubitabile traffico, perché ci sono i soldi dietro, il traffico di esseri umani che avviene, quale sia il ruolo, e in secondo luogo mi devono spiegare per quale motivo questi due ministri vengono a rampognare il nostro ministro degli interni, nonché amico Matteo Salvini, quando, a quanto dice la Carola Rackete, Malta avrebbe rifiutato per prima, che le porto da lei scelto tra l'altro, più vicino, avrebbe rifiutato l'approdo. Cioè, fatemi capire come sta in piedi questa storia, perché c'è qualcosa che a noi, dotati di umile buonsenso e forse non delle capacità degli esponenti del PD che erano a bordo, PD che si identifica con la Sea Watch, ormai c'è questa identificazione, ora almeno nella gente. Ora far capire come mai noi violeremmo le norme internazionali e Malta no, per esempio. No, quello non si capisce. Ma nemmeno si capisce come mai la Carola Rackete non abbia cercato di forzare il blocco navale, il divieto posto da Malta, quando noi avevamo le navi da guerra schierate e loro no. Quindi è tutta una falsità, è tutta una costruzione degna di tutti coloro che sono a bordo. Ora, che tra l'altro, questo è un mio pensiero, il fatto che abbia speronato una nave nostra è come se fosse un atto di guerra, scusami. Aspetta, no, quello no, perché no, d'accordo, perché sarebbe una cosa Europa in Europa, però da che mondo è mondo, questa cosa è l'atto così. Di guerra è un atto compiuto fra stati, non riconosco né alla Sea Watch né alla Carola Rackete o comunque si voglia stoppare. Però non si sa bene se sono pagati dai tedeschi o dagli olandesi, visto che la nave è tedesca e la bandiera è olandese. Questo è un altro, ripeto, è un ulteriore passo. Adesso questa qui si avvicina, forza il blocco quindi aggredisce un blocco militare, lì va contro navi militari, dopodiché ulteriormente forza il blocco e va a investire, perché ha investito, una nave che magari non è una nave propriamente una nave militare, ma una nave che adempie una funzione di pubblica sicurezza, cioè che fa parte dell'apparato pubblico di sicurezza, non c'è il minimo dubbio. Ora, questa qua racconta che c'erano emergenze a bordo, e non è vero, perché erano assistiti da medici e tutto quanto, abbiamo visto i filmati, dal punto di vista fisico, dell'aspetto fisico, sembravano più gente in crociera che altro, sta a Benone. E qualcuno mi dovrebbe dimostrare il contrario.
quelli che effettivamente soffrivano il mal di mare o avevano qualche problema sono stati fatti sbarcare immediatamente, perché il diritto delle persone prevale su qualunque situazione, quindi sono stati fatti sbarcare. Quelli sembravano dei personaggi in crociera, perlomeno sul profilo fisico. La scusa qual è? Temevo, dunque, ho forzato il blocco del porto perché temevo che qualcuno si suicidasse. Allora, questi sono assistiti da medici, da tutto l'apparato di assistenza medica è stato schierato, Matteo l'ha schierato. Questa qua cos'è? Si improvvisa psicologa, psicoterapeuta, paragnosta, non lo so, gli fa vedere la laurea però per cortesia, e decide che potrebbero suicidarsi, con a bordo tutti i parlamentari del PD, i quali dovrebbero, mentendo schifosamente, dovrebbero dire che c'era pericolo di suicidio su quella nave. Me lo devono documentare, perché la figura ignobile che hanno fatto, per noi su un profilo utilitaristico e politico va benissimo, PD uguale Sea Watch, punto. E lì con i meriti e i demeriti del caso, io credo che sia demeriti, comunque è un'opinione personale, però e mi viene a dire che non solo temeva il suicidio, mi fa vedere la laurea quella lì, ma addirittura va a aggredire, va contro navi militari e dice: ma io ho sbagliato la manovra perché io per la mia nave ho seguito le istruzioni che appena conosco e dovevo fare così, quindi non è che abbia fatto apposta, è che non sono capace di fare altro. Cioè una va a affrontare navi militari senza essere capace esattamente di dominare la situazione tecnicamente. Mi chiedo come sia possibile a questo punto ritenere che questa possa e debba essere liberata. Lo chiedo al ministro tedesco, al ministro francese, perché mi piacerebbe vedere cosa succederebbe se un qualunque, non una nave, un motoscafo di un turista magari un po' ubriaco come quel calciatore ex Inter in Turchia, facesse una manovra di questo tipo in uno dei loro porti. Lo mettono dentro e buttano via la chiave. Ecco, questo mi devono spiegare, non solo, ma con un'operazione in cui ha rischiato di ammazzare della gente, così dichiarano i militari a bordo dell'imbarcazione della Guardia Costiera o della Guardia di Finanza. Bene, mi chiedo anche per quale motivo non ci sia anche l'ipotesi di tentato omicidio, perché è tutto da vedere se ha sbagliato o se l'ha fatto apposta, tutto da vedere. Ora, nel momento in cui vengono commesse tutta questa serie di irregolarità, addirittura mi si viene a dire che non c'è possibilità di prevenzione, bisognerà aspettare un processo. E qui comincia una storia che anche la gente ci ha storto un po' la bocca. Arresti domiciliari dove? Sempre nel centro di accoglienza, che è molto vasto, da cui si evade e si sparisce come quando si vuole. A Lampedusa ci sono aerei della stessa organizzazione. Per carità, pensare male è peccato, diceva il professor Andreotti, ma a volte ci si azzecca. Non è poi così difficile pensare che dal centro di raccolta in cui ha eletto il suo domicilio agli aerei che sono questi aerei dell'organizzazione. Tina e Francesco, abbiamo un ascoltatore per voi due. Sentiamo. Pronto? Buongiorno, sono Giovanni da Roma. Mi facevo questa domanda. Visto che il decreto sicurezza bis stabilisce una sanzione massima di 50.000 euro per le ONG che trasgrediscono alle disposizioni delle leggi italiane, e visto che la Sea-Watch hanno dato 20.000 euro, mi domando, ma per avere una sanzione di 50.000 euro, che bisogna fare? Ammazzarli i finanzieri anziché sfondare soltanto la mancia? Scrivevo. Buona giornata. Grazie. A Roma farà caldo come fa caldo qui da noi, e nella comunione della calura diciamo una cosa: la sanzione è relativa all'operazione in sé, di trasferimento di personale, di personaggi, di persone non autorizzate, di clandestini in definitiva, e riguarda quello. Qui
siamo davanti anche a problema di codice penale. Cioè, in definitiva, il personaggio ha dichiarato che non l'ha fatto apposta, ma che lei insomma era abituata a fare manovre in quel modo lì, non sapeva fare altro e quindi non sapeva come fare a evitare di andare addosso alla motovedetta. Non ci credo personalmente, però è una cosa che andrà accertata in processo. Chiedere la liberazione di una del genere è quantomeno dubbio, fa dubitare della serietà di due ministri, uno francese e uno tedesco, perché chiedere una cosa del genere è veramente è offensivo e che i due non se ne rendano conto è preoccupante e preoccupa questo status di questa Unione Europea che non è Europa, non è quella voluta da De Gasperi, da Schuman, da Adenauer, grandi personaggi, ma è qualcosa di diverso che sotto il profilo del potere politico è evidentemente in mano a Germania e Francia, e questo non sta bene, perché non è l'Europa. Ora, l'Unione Europea non rappresenta l'Europa, o almeno l'Europa come la intendiamo noi, come l'hanno intesa sempre nella cultura dei diversi popoli magnifici di quel iridescente mosaico che è l'Europa, non rappresenta questo, neanche per lontanamente questo indirizzo, questo indizio, questa volontà. Quindi questa qua è andata addosso lei dice per imperizia, andremo a vedere se in realtà non l'ha fatto apposta, perché se l'ha fatto apposta mi chiedo come mai manchi l'accusa di tentato omicidio. Ora, però, per carità, una domanda. Quello che lascia perplesso ulteriormente è che la gente, la quale ormai quando invece di fare 2 più 2 fa 4, adesso fa anche 5, quindi esagera, però il sospetto l'abbiamo sentito nell'aria. Guarda un po', ad Agrigento, chi avrà scelto il PM di Magistratura Democratica ad Agrigento? L'avrà scelto il Consiglio Superiore della Magistratura, e quel Consiglio Superiore della Magistratura è quello che adesso è sospettato, per carità, con intercettazioni eccetera, di essere comunque di ascoltare con particolare attenzione il parere di esponenti del Partito Democratico. Adesso ci sarebbero le prove, è una cosa che c'è da 70 anni, l'abbiamo detto già settimana scorsa, però adesso ci sono anche le prove. Domanda: come mai quel posto lì c'è proprio uno di quel tipo lì? Prima domanda. C'è da dire che il PM, non so se sia il dottor Patronaggio o chi altro, ma credo sia il dottor Patronaggio, ha detto è criminale il comportamento tenuto nel porto dalla nave. Fin lì è un dato oggettivo e davanti a quello non c'è proprio niente da dire. E qui torno a chiedermi, tenetela bene sotto custodia uno del genere, anche perché è un problema internazionale, e cioè c'è un ministro della Germania, c'è un ministro della Francia che dicono che è una santa donna che che deve essere liberata, e appena arriva la mettono in statua a fianco della Madonna di Lourdes. Quindi ecco, forse c'è qualcosa che non quadra in tutta questa costruzione. Tutta questa costruzione c'è qualcosa che non quadra e lascia perplessi, ulteriormente perplessi, il fatto che anche coloro che erano a bordo, davanti a quello che è stato compiuto ed è stato commesso, non ricevano avvisi di garanzia, perché avrei voluto vedere io se uno di noi, che ne so, se Matteo, faccio per dire, per un'ipotesi dell'impossibilità, fosse stato a bordo, cosa sarebbe successo? A chi sarebbero state estese le accuse? Perché non è solo il capitano lì, sono tutti coloro che hanno collaborato o collaborano a un'attività di questo tipo, direttamente o indirettamente, ma coscientemente. Quindi mi chiedo anche come mai non ci sia niente di questo tipo, e le domande
domande sono tante, perché poi vanno a coinvolgere il pensiero sbagliato, per carità, 2+2 in questo momento sta facendo 5, sulla magistratura, quando poi si sentono le storie dell'Emilia, dove addirittura per anni equipe tutte targate PD hanno addirittura sottratto per venderli dei bambini, perché questo è quello che è avvenuto a Reggio Emilia, e non è la prima volta, e davanti al caso esploso in modo pazzesco, cioè immaginatevi voi con decisioni prese dal tribunale. C'è un dato che però preoccupa: dalle notizie di stampa risulta che la persona, il perito dei periti, colui che dovrebbe essere il saggio che decide, cioè il giudice, nessuno di tutti coloro che hanno preso decisioni rispetto a una compagnia presunta criminale come quella che si è manifestata risulta indagato. E anche questo è una cosa che lascia perplessi. Diciamo che uno si chiede come mai, magari ci sarà una spiegazione tecnica, non la conosco, magari... Francesco, Tina, un'altra chiamata per voi, poi siamo arrivati ai saluti. Senz'altro. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Mi chiamo Massimo Meoni e telefono da Filine Valdarno. Benissimo, viva la Toscana. Sì, Toscana, purtroppo ci avete abbandonati, avete messo delle personaggi che nessuno conosceva a Firenze e dintorni. Comunque non è questo il motivo della telefonata. Dica. Non vi dimenticate del Forteto al Mugello, che il PD ha protetto e sta proteggendo Fiesoli e compagni, che hanno abusato per anni di minori. C'è anche quello. C'è anche quello. Chi vota PD è un nemico del popolo italiano. Ricordatevelo bene. Grazie, lo ricorderemo. Comunque non sapevo di questo caso e poi non siamo neanche giornalisti, noi siamo un'associazione culturale, quindi abbiamo fatto di esportato il pensiero che vogliamo mantenere tale, nato qui. Carlo Cattaneo, lo rivendico, era un cugino di mio nonno, il secondo cugino, quindi rivendico le radici, nasce qui, funziona nell'Europa, quella che conta, quella che che non si è svenduta. Noi speriamo, noi vogliamo, abbiamo cercato, abbiamo fatto per parecchi anni, cerchiamo di portarlo in tutta Italia, questo pensiero, questa praticità, perché poi alla fine è praticità. Comunque questi casi mi fa piacere sentire da Roma, dalla Toscana, sentire queste voci, perché ci sono tanti problemi che vengono occultati, ignorati. La storia di Reggio Emilia è una storia scandalosa, spaventosa, che viene occultata. Se voi tutti parlano di questa Carola Rackete, o come cavolo, con accidenti si chiama, o come accidenti viene storpiata, nessuno dice di quell'obbrobrio che è avvenuto a Reggio Emilia. Obbrobrio che è targato, politicamente targato, perché è un sistema. Ora, questo è grave. E mi fa piacere che la nostra radio sia così libera, sia così aperta a tutta Italia, e che finalmente anche da là, adesso mi aspetto le telefonate dalla Puglia, dall'Abruzzo e dalla Lucania, dove abbiamo lavorato, perché mi fa piacere colloquiare con persone che si estende in definitiva il pensiero, il dialogo, prima di tutto per correggere noi stessi, perché qui di infallibile non c'è nessuno, e sappiamo che si costruisce sempre un po', e che la gloria dell'uomo è quella di non essere mai finito e di non aver mai finito nella libera ricerca della verità. Che è la cosa più importante. Dobbiamo anche salutare Francesco, e quindi un caldo saluto, auguriamo buone ferie a tutti, perché dobbiamo, con la chiusura estiva della domenica, per cui ci risentiamo a settembre, e quindi comunque chiedo proprio a tutti di prestare molta attenzione, perché noi dobbiamo lavorare per il bene del nostro paese e non per gli interessi personali, come ogni tanto accade. Infatti.
A Dio piacendo ci sentiremo ancora a settembre. Io sarò nel sud in questi prossimi 15 giorni, a Matera, nella zona. A Matera voglio andare a vedere come spendere i nostri soldi. Incontrerò le persone che abbiamo contattato negli anni e un abbraccione grande, sperando di vederci a qualche festa, anzi sicuramente ci vedremo. Certamente. Matteo, sì. Oggi per esempio mi sembra che Matteo sia alla festa della Lega di Cantù. Quando? Oggi, 30. Oggi? Va bene, vedremo Sì. di andare. Andateci tutti comunque. Va bene. Un abbraccio a te, un abbraccio a Giulio Cesare e a Roberto Colombo, che oggi